Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, anche Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Buongiorno, benvenuti. Nuova puntata di Made in Polesine, come sempre ogni sabato tra le 11 e mezzogiorno, la diretta, poi il sabato mattino, la domenica mattina tra le 10 e le 11 la differita, quindi la replica. Allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine. Leandro Maggi, com'è andata questa settimana? Tutto bene? Bene, sì, dai, settimana sufficientemente interessante, sì. Ho fatto un sacco di cose, ho fatto un sacco di interviste e mangiato come un bue. Hai fatto qualche pranzo così? No, anche per colpa tua. Anche per colpa tua. Allora io vi consiglio, non mangiate i fagioli con la cipolla perché poi col porro, no? Perché poi ci sono gli effetti collaterali. Ci sono effetti collaterali come se piovesse. Ma questa è un'altra storia. Dai, i titoli di oggi andiamo subito a consultarli. Musei che passioni. Poi illustri polesani dimenticati. Poi ancora satira e polesine. Nicola Grande Tagliolese. Ultimo, ma non ultimo, materie prime, dove andremo a finire. Questi i titoli di oggi di Made in Polesine. Breve pausa e torniamo. Eccoci allora rientrati e siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine, questo nostro sabato qui a Diva FM. E adesso il primo titolo, parliamo di musei che passioni. Allora, che dire, sabato stavamo registrando, poi dopo invece ho fatto in tempo ad andare anche a Porto Tolle, che c'era una riunione dei senior che hanno lavorato nella centrale di Polesine Camerini. Allora c'è questa idea, tra l'altro partorita da un nostro amico che è Renzo Padovan, di di ricordare quello che è stato la centrale in 50 anni, perché più o meno sono 50 anni che la centrale è in movimento. Tra l'altro ci sono state anche delle proiezioni interessanti, la genesi di questa centrale, come è nata, che da cosa è nata. Soprattutto è nata perché c'è stata l'alluvione del 66, il nostro territorio, in particolar modo la zona di Porto Tolle, che è stata colpita appunto dall'alluvione, ha rotto l'argine a Marina 70 e la gente ha cominciato a emigrare. La lungimiranza di due politici del nostro territorio, primo fra tutti Bisaglia e poi Rumor, che è vicentino ma conosceva bene la nostra zona, hanno deciso di fare la centrale. Questa è un pochino la genesi, e è venuta l'idea di fare un museo. Allora, secondo me l'idea è abbastanza interessante, però dopo mi ha aperto la mente il professor Peretto, che è un professore importante, interessante, anche molto, molto sanguigno nella sua elucubrazioni. Senti che parola? Elucubrazioni. Senti che parola che ti ho messo. Ma. E allora, a parte che non so cosa vuol dire, però allora, no, diceva che ci sono 5.000 musei in Italia e tutti direi, vabbè, è vero, però uno dei problemi è che i musei costano. Faccio un esempio del nostro territorio. Uno dei musei più importanti è il Museo della Bonifica, che è sempre chiuso, quindi hanno veramente difficoltà a gestirlo, sia perché ha dei costi altissimi per quanto riguarda il personale, ha dei costi altissimi a tenere su, ma soprattutto, diceva il professor Peretto, i musei sono straordinariamente noiosi. Allora, sai cosa? Ma non so. Hai presente quando Fantozzi dice la corazzata Potionchi è una cagata pazzesca? Vabbè, effettivamente tutti hanno detto, sai che forse non ha tutti i torti questo signore qua? Perché adesso io non so tu, ma io per esempio il museo di Adria, io che ormai ho superato la soglia dei 60, quante volte ci sei andato tu? Io ci sono andato 2 volte. Anch'io una volta, ma 2 volte. Ma non perché è il museo di Adria, il museo in generale. Io esatto. Vabbè, quando ci sono andato una volta, insomma, poi basta, ecco, ma è una sindrome mia, se vogliamo, ma penso che sia per tutti uguale, cioè, non è una cosa che io sono andato a Parigi 7-8 volte. Per lavoro, per ferie, per tutto, però al Louvre ci sono stato una volta sola. Difficile che se ritorna a Parigi ritorna ancora al Louvre. C'era tra l'altro il direttore del museo di Trento, che è un museo molto attivo, che fa un sacco di cose, giustamente dicevano è solo in questo sistema che i musei si possono muovere, cioè offrendo sempre
come si chiama, sai, quando si lavorano, insomma, no, quando Sì. fanno degli incontri tra artisti, fanno delle mostre particolari, eccetera. Sì. Allora la gente ritorna al museo, se no fondamentalmente i musei sono noiosi. E quindi con questo, ricordando appunto che ce ne sono 5.000 in Italia, e ricordando appunto che le parole di questo Peretto, a un certo punto c'è stata una sollevazione generale, sì. e un fantozzo dell'occasione ha detto hai ragione. Ma secondo me bisogna essere anche portato, cioè bisogna essere portati per andare al museo, perché se vai a visitare un'opera, una cosa che non conosci, secondo te, cioè, è una cosa normalissima, l'ho vista, vado a vedere qualcos'altro, cioè nel senso, se non sai la storia per bene, se non sei adeguatamente informato della cosa che stai per guardare, non riesci a valutarla in maniera totale, se vogliamo, ecco, e quindi diventa una cosa normalissima che quando l'hai vista una volta poi chi se ne frega. E questa è una delle sì. varianti. L'altra variante è che effettivamente i musei sono statici, nel senso che io non so quante volte è stato rinnovato per esempio il museo di Adria, tanto che visto che citiamo è l'unico museo che più o meno ha una sua museo nazionale, quindi anche una sua dimensione, certo. Una sua amministrazione. Sì, volevo precisare che stiamo prendendo come punto di riferimento il museo di Adria, non per sminuirlo o perché è quello più vicino a noi, insomma. Esatto. Ecco, stiamo parlando a livello generale. Ecco, comunque il discorso è questo qua: i musei o si rinnovano o danno qualcosa in più, o se no diventano noiosi. Questo qua è un mio giudizio, che mi attacco a questo che ha detto questo professor Peretto. Le opinioni vanno sempre rispettate. Le opinioni sono opinioni. Assolutamente. Bene, dai, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Faccio 1, 2, 3, ciak. Ritornati come sempre su Radio Diva, questo è Made in Polesine con Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Vi ricordo la prima messa in onda il sabato tra le 11 e mezzogiorno, poi la replica la domenica mattina tra le 10 e le 11. Altro titolo che andiamo ad affrontare quest'oggi: illustri polesani dimenticati. Allora, che dire, sai che l'altro giorno, è stato giovedì, ero a Gavello. Cioè Gavello già di per sé non è che sia uno dei paesi più brillanti del Polesine, è un paese insomma, però insomma è anche nostro Polesine, ubicato in maniera particolare, non c'è una strada che lo percorre, eccetera. Allora sono davanti al municipio dove dovevo trovare con un amministratore e vedo una targa, qui è nato Ugo, aspetta che mi ricordo prima, Ugo Zagato. Ugo Zagato. Sai chi è Ugo Zagato? Allora, Zagato è il famoso carrozziere che ha fatto le più belle macchine. Zagato. Hai capito? Sai che lo sapevi Ugo, tu che però si chiama Ugo. Perché Zagato è un noto marchio. Il capostipite, esatto, sì. Il capostipite che è nato nel carrozzaio, si dice. Nel 1890, è nato proprio a Gavello. Sì. E allora, che dire, io stranamente non ne ho mai sentito parlare che fosse nato a Gavello. E tanto per citare chi è Ugo Zagato, è quello che ha inventato, è stato il pioniere dei carrozzieri che hanno cambiato dalle auto con la scocca in legno alle auto alla scocca in acciaio e in ferro. Quindi è stato straordinariamente importante per l'economia italiana. Le più belle macchine non solo della Fiat, Lancia, Alfa Romeo sono targate Zagato, quindi mi sembra anche che nel mondo dello sport, quindi delle corse automobilistiche, sia un personaggio molto, molto importante, se vogliamo. Tra l'altro un'azienda di terza generazione, addirittura di quarta, che adesso è all'avanguardia per quanto riguarda la progettazione di treni a alta velocità, eccetera. E questo era nato a Gavello. Allora, siccome da qua partiamo lo spunto di questo post, tante sono le persone che sono nate nel nostro territorio e magari difficilmente lo sappiamo. Io faccio un esempio: le giovani generazioni probabilmente non ne hanno sentito parlare di Striscio, o forse neanche quello, però un grande che è stato Bisaglia è fondamentalmente dimenticato. Le persone che hanno sotto i 40 anni sicuramente non sanno chi è stato, ed era più o meno nei fine anni 80, lui è morto nell'84, è stato una persona che poteva ambire a diventare non solo Presidente del Consiglio ma anche Presidente della Repubblica, quindi era veramente una testa di serie della democrazia cristiana, eccetera. E quindi da qua lancio un'idea:
e l'ho lanciata anche nei post su Facebook e su YouTube. Se qualcuno ha da segnalare qualche illustre italiano che è nato nel nostro territorio, che magari dal nostro territorio è partito per conquistare il mondo, non solo in Italia ma in Europa, all'estero eccetera, in America, segnalatecelo che noi faremo un minimo di storico e ci fa piacere ricordarli, perché ogni volta sembra che le grandi menti vengano sempre dalle grandi città, invece anche noi abbiamo Ugo Zagato veniva da Gavello, che è un paesino qua vicino a noi. Neanch'io. Che era di Gavello? No, assolutamente no. Però adesso che mi ha ricordato Zagato, quindi la grande illustria che riguarda il mondo delle automobili, insomma. Infatti nella targa c'è scritto maestro carrozziere. Vedi? Ok. Vedi. Dai, allora come il nostro amico Fontolani. Come il nostro amico Fontolini, che salutiamo. Che salutiamo, ciao. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre io, Davide Stefanelli, Leandro Maggi. Adesso un altro titolo, Made in Polesine questo, tanto per ricordarlo ancora una volta, visto che andiamo in onda una volta alla settimana. Parliamo di satira e Polesine. Allora, è uscito il calendario di Spiffero, che è un barista, un barman di Adria, che ha questa passione della satira. E ogni anno lo fa e destina i proventi di questo calendario a delle associazioni benefiche. Quest'anno è per un'associazione che aiuta le persone indigenti che hanno problemi economici e altro, ed è una cosa interessante. Allora, perché ne parliamo? Perché prima di tutto è una bella idea, poi dopo la satira sappiamo che ci vuole anche gusto, cultura per farla, e Spiffero onestamente è bravo. Lui praticamente fa dei meme colpendo molto spesso gli amministratori e i politici del territorio. Ho chiesto chi è il più schizzinoso e quello più permaloso. Non me l'ha detto, mi ha detto solo il suo nome potrebbe essere la doppia sigla di Bologna. Quindi abbiamo capito chi allora, e che dire, la satira ha questo senso quando riesce a colpire il potente, lo sbeffeggia. Sì. E però molto spesso è difficile che il potente sia contento. L'unico che forse era contento, che determinava la sua intelligenza, era Andreotti, cioè che lui si faceva firmare, autografare quando c'era Forattini in quel periodo in auge, che faceva le vignettine. Mi ricordo quando faceva Spadolini col pisellino piccolo che effettivamente ricordava un punto col pisellino. Però dicevano che Spadolini rideva a denti stretti, invece Andreotti, che era una persona di grandissima intelligenza e con mille altri difetti magari, però ne era contento, perché quando la satira ti colpisce vuol dire che sei qualcuno, quando la satira non ti colpisce vuol dire che non ti caga neanche di strisce. Quindi bravo a Spiffero Francesco, veramente una persona simpaticissima, che noi vi consigliamo di acquistare questo calendario, perché ha questo scopo, cioè i proventi sono assolutamente portati per queste associazioni. Bravo. Ma tu quando senti Spiffero non ti viene freddo? Sì. Così è un nome un po' che subito così. Vabbè. Ci sono dei nomi che hanno questo senso. Era una cavolata, dai. Ci sentiamo tra pochissimo. Allora, Made in Polesine prosegue ancora, naturalmente su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Adesso abbiamo da affrontare il nostro penultimo argomento di oggi. Parliamo di Nicola, grande tagliolese. Allora, chi è Nicola? Nicola Veronese, un dottore geriatra giovanissimo, cioè sotto o 38 o 40 anni, non so se tra i due qual è la data giusta, come più o meno 40 anni, più o meno 40 anni, non è che cambi poi tanto, ed è una delle persone che ha fatto più di 500 pubblicazioni scientifiche, quindi è un luminare del suo settore. E lui aveva i genitori, anzi la mamma ce l'ha ancora, il papà non ce l'ha più, ma erano molto anziani, e lui si è specializzato, penso anche per questo, in geriatria. Tra l'altro gestisce 7-8 RSA in provincia di Treviso, quindi veramente è un luminare. Però lo citiamo perché è tra le 100 persone nel suo settore più influenti del mondo.
Addirittura. E quindi sì, esatto, quindi mi fa piacere ricordarlo perché prima di tutto lo conosco, è amico di mia figlia, quindi è un ragazzo veramente disponibilissimo, che non se la tira, cioè, nonostante le sue grandissime qualità. Ha fatto, ripeto, più di 500 pubblicazioni scientifiche, tutte sottoscritte dai migliori professori e scienziati del settore, e adesso è tra le 100 persone più influenti. E quindi questo post è per celebrare un altro polesano nostro amico, diciamo, che non conosciamo, concittadino, che merita tutti i plausi che possiamo fare alle persone che si distinguono nel mondo. E poi se dici come tu, che è una persona molto umile, se vogliamo, molto umile, è ancora di più chapeau, perché, una grande persona, perché proprio... di solito chi è un po' sulla cresta dell'onda, insomma, sa di essere un personaggio, tende a tirarselo un po'. Ecco, invece lui no. Vabbè. Bravo Nicola Veronese, ricordate questo nome che farà ancora di più sicuramente. Bene, torniamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. E questo, miei cari, è l'ultimo argomento di oggi di Medi Polesine che andiamo a affrontare questa settimana. Parliamo di materie prime, dove andremo a finire? Questo è un bel dilemma. Allora, sappiamo che in questi giorni è cresciuto tutto, la prima cosa che ce ne accorgiamo, cosa è cresciuta? La benzina, il gas, il metano, eccetera, il gas da anche cucina, le bollette stanno per arrivare. Però altri settori che sono cresciuti in maniera esponenziale in questo periodo è l'acciaio, il ferro, la plastica, eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Con le mie telecamerine sono andato a trovare un'azienda qua del nostro Polesine, che è la Sider Ferrari, che appunto tratta ferro, alluminio, acciaio, eccetera. Abbiamo fatto una chiacchierata per capire dove sta andando il mondo. Allora ci ha spiegato più o meno che effettivamente le grosse difficoltà sono non nell'immediato, ma fra pochi mesi, quando le scorte saranno finite, ci saranno gli effetti poi di questa cosa. Che poi probabilmente le cose che dovranno riacquistare costano veramente un 30, 40, addirittura il 100% di più qualche volta. Cosa implica questo? Innanzitutto alle aziende che sono veramente in difficoltà per far fronte magari agli ordini che hanno ricevuto e avevano programmato di consegnare la merce con i prezzi vecchi e che sono aumentati in maniera così veloce in pochissimo tempo. Non riusciranno più a farlo, quindi ci saranno. Ma per esempio a Taglio di Po dovevano fare i lavori al Palavigor, hanno dovuto sospenderli perché l'azienda che aveva vinto l'appalto ha detto: guarda, io con i costi che ci sono in questo momento qua, il capitolato che ci avete proposto non riusciamo a starci dentro. E quindi c'è tutto un movimento adesso che si sta muovendo, l'edilizia che sta andando alla grandissima con il 110%, col 50% del bonus facciate, eccetera eccetera. Fatto sta che le aziende in questo momento qua hanno veramente difficoltà a rientrare nel capitolati, nei costi programmati, perché le materie prime sono cresciute. È una bolla speculativa. Davide Ferrari, che è il ragazzo che è uno degli amministratori di questa azienda, che è molto preciso, lucido anche nelle sue analisi, ci ha detto: guarda, probabilmente è una bolla speculativa. Abbiamo fatto un anno in lockdown, i cinesi, che sono più furbi di noi, si sono accaparrati molta materia prima, adesso determinano il mercato. Soprattutto nell'acciaio noi abbiamo perso, non abbiamo più aziende che fanno acciaio, se non acciai speciali, acciai di nicchia, dove c'è da guadagnare moltissimo, però il 50% della produzione di acciaio mondiale è in mano ai cinesi, e quindi noi stiamo dipendendo sempre di più da questa nazione. Cosa sarà il futuro? Sempre in questa analisi che faceva Ferrari diceva probabilmente ci sarà un aumento dell'inflazione da una parte, bisogna vedere quanto sarà fisiologico, siamo già arrivati al 3%, quindi diceva lui il 2% forse è anche auspicabile che aumentino poi i prezzi. Il 3% comincia a essere preoccupante. Vedremo nei prossimi mesi come sarà la situazione. Sappiamo che comunque il 3% dovrebbe essere una cosa limite. Se aumenta di più cominciamo a preoccuparci. Ma sicuramente aumenterà, perché l'andamento attuale, insomma, implica che ci sia, secondo il mio punto di vista, un aumento ben superiore al 3%, secondo me. No, bisogna vedere poi. Speriamo di no. Bisogna vedere il governo che misure
prenderà e porterà avanti o proporrà, nel senso anche il caro bolletta, il governo deve magari rinunciare a qualche accisa, oppure questi famosi PNNR, questi soldi che dovrebbero arrivare, che non ho ancora capito se sono arrivati, se arriveranno e altro, magari qualcuno destinarlo perché l'inflazione sia controllata. Esatto, sì. Ma chi siamo noi? Vabbè, insomma, Ma chi siamo noi? Comunque cominciamo a preoccuparci un pochino. un pochino. Cominciamo a preoccuparci, ma poco però. Dai, la chiudiamo qua. La chiudiamo qua. Già è triste, abbiamo chiuso. Stiamo massacrando chi ci ascolta a questo punto. Insomma, cominciamo a preoccuparci. Le cose sono queste. È inutile nasconderci dietro un dito, come si suol dire. Dai, ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. E siamo così pronti per salutarci. Anche quest'oggi abbiamo concluso la puntata di Made in Polesine. È stata una puntata molto interessante, i titoli erano molto opportuni, legati all'attualità, insomma, non solo quello che è, insomma, però qualche titolo è un po' preoccupante, però l'ultimo in modo particolare. Dai. Allora ci sentiamo la prossima settimana, come sempre qui su Radio Diva, ma anche su Made in Polesine e Web TV. Vi ricordo domani, perché ci sta ascoltando adesso di sabato, domani mattina tra le 10 e le 11 la replica, e quindi cosa dire, un ringraziamento come sempre a Leandro Maggi e Davide Stefanelli, che è sempre qui tutte le settimane e ci illustra praticamente l'andamento, i principali fatti, più che altro quello che ho seguito durante la settimana, che è molto attuale, insomma, più o meno, sicuramente. Dai. Ci sentiamo, diciamo, la prossima settimana. Un ringraziamento da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Il nostro classico countdown: 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.